Buongiorno, siete ancora a casa di Orsetto? Oh, ora io intanto vado sulla mia poltrona, Caro! Nostra figlia ha la febbre. Mamma! Mamma! Ho la febbre! Ah! Vedi, te l'avevo detto, quando ha la febbre va in tilt. Poverina, è un po' scema la nostra figliola. Poverina la nostra figliola, portamela qua. Va bene, vai. Vai da pappo. Mamma, ho la febbre. Ah no, non si nota proprio. Allora, chiamiamo un dottore. Lo chiamo subito io. Pronto, dottore? Sì, venga subito qua. Ok, arrivederci. Dindon. Ah, eccolo là. Buongiorno, sono il dottore. Sono venuto qua per aiutarvi. Dov'è la malata? Sono io. Allora, devo devo guardare cosa ha. Vieni. Cosa, dottore, me lo dica. Allora, dunque. No, dai. No, l'intestino è tutto a posto. Andiamo a cervello. Tutto a posto. Allora cosa? Ah, ha due placche in gola proprio qua. Se le levo? No. Possono passarli le placche in gola? Sì, possono passarli le placche in gola. Bene, allora non mi tolga le placche in gola. Non mi tolga le placche in gola. Va bene, non te le tolgo. Ma mi raccomando, curati a modo, Va bene. Ciao! Arrivederci! È andato via. Scusate, non formata. È morta? È morta, caro? È morta questa grande che cammina per cade? No, non è morta, sarà solo un po' dormendo come dormo anch'io ora. Notte. Grazie per aver partecipato a questa magnifica puntata con la collaborazione di Alessandro Franceschi e Giulia. Ciao!